Per strade e autostrade il percorso è quello giusto, lontano dagli obiettivi sistema ferroviario e le infrastrutture digitali a partire dalla banda larga. Un grido d'allarme è quello che arriva da Union Camere del Veneto e Fondazione Nord-Est, che lanciano un nuovo portale www.otinordest.it per documentare la situazione delle infrastrutture del Veneto. Mettere ordine a tutti i dati che ci sono, anche con lo scopo di poter stimolare gli attori decisionali e la politica sulle priorità e sugli avanzamenti delle opere, perché la competitività delle imprese dipende tantissimo da questi fattori, specie in questo momento di crisi. Calato del 5,7% il numero di veicoli in transito sulle autostrade venete nel 2012. Restano tantissimi i pendolari che scelgono il treno, più di 150.000 viaggiatori al giorno, quasi 66.000 abbonati. Bene gli aeroporti come flussi turistici con Venezia, terzo polo italiano, da aumentare i volumi di traffico nei porti che devono puntare sempre più a fare sistema, ma i grandi problemi della regione restano la burocrazia e l'iter attuativo di ogni potenziale opera da mettere in cantiere. Se ci sono le autorizzazioni l'iter è abbastanza spedito e riesce a completare un'opera in tempo abbastanza breve. Io dico sempre che è più facile avere i quattrini che non concludere il processo delle autorizzazioni ed è una verità assoluta. Una strada in salita per una regione come il Veneto che solo verso la Germania esporta il 13,7% delle merci prodotte e per questo ha bisogno di trasporti efficienti e sostenibili. Un Veneto che, messe in cantiere le principali opere stradali necessarie al suo sviluppo, deve adesso necessariamente guardare a porti, aeroporti e reti ferroviarie.